Una volta abbiamo girato su pellicola classica e questo, no? È venuto Marco e lui ha detto che c'è una tecnologia nuova dove si può vedere tutto in profondità e tutto in giro. E mi ha mostrato il mondo, io ero dentro, vedo dietro, avanti, tutto, no? E ha detto, noi facciamo un film, quello vuoi fare con noi? Ogni puntata era quasi una scena uncut, una scena piano sequenza. E per fare questo intenso avevamo quella idea, Marco e io, che le persone si avvicinano alla telecamera e fanno le scene e dopo si allontanano, come in teatro. Tu non puoi pensare che loro vedono tutto, no? Tu devi dire, ehi, guarda qua! In un film classico tu giri solo in direzione dove non c'è l'ombra, invece qua tu vedi l'ombra. Allora era una cosa di slalom, come schiare dove sono quelle stecche che tu fai slalom sulle stecche, noi abbiamo fatto slalom sulle ombre, un moody scene, perché se tu illumini tutto chiaro, dopo non ci sono neanche ombre, ma noi abbiamo fatto molto intenso, molto scuro, molto cinematografico. Era proprio una scienza di milioni di prove e dopo si è girato una volta e questo era lì, è diventato molto bello.